Allora, buttala così. La salsa al pomodoro come si faceva una volta. È giunto il momento, amici di Bella Sicilia. La ricotta dove è? Le cose più buone sono le cose più semplici. Solo maccheroni, pomodoro e un po' di ricotta infornata, sempre dei Nebrodi. E adesso allora c'è bisogno. L'oro dei Nebrodi. Questo è l'oro dei Nebrodi, no? Giacomo, a sentimento, vai. Pronti siamo? Pronti siamo, via. Il pranzo in Sicilia così, con ingredienti genuini, con le tradizioni di una volta, i veri sapori della Sicilia. Oggi al quinto Gran Fondo Gourmet dei Nebrodi. Come no, qua signore. Giovanni è andato a scuola con il tuo compagno. Posate in giro qua. Perché suora nuovo dopo si sta. Aspetta un momento. Ora ci facciamo nuovo. Ma i nostri nonni hanno lasciato davvero delle tradizioni uniche. Siete fieri e felici di riviverle, vero? Proprio ci fa ritornare indietro sentendo questi profumi della nostra infanzia e stare con gli amici è una cosa, non so, stupenda. Giovanni, Condivisione, tradizione, sapori e profumi della nostra terra. aspetta. La salsa. Ah, che poesia questa qui. Non è un coppino. Ok, la salsa vuole. Per questi ciclisti. È la morte sua. Olio extravergine di oliva. Sicuro. Stacca castello. Prego, signore. La vuoi mettere qui? E la salsa è stata preparata proprio davanti ai nostri occhi, con le massaie impegnate in questo antico rito della tradizione. Dei momenti che noi non ci aspettavamo di vivere, ma qui li abbiamo vissuti in tutto il loro splendore. Buongiorno. Ci parli di questo momento? È un momento che si fa tutti gli anni, questo periodo che si fa la salsa, si deve imbottigliare, questo si deve stringere, quando è stretta si devono mettere nelle bottiglie o quello che capita. Ma quanta salsa state preparando per questo evento? È moltissimo. Ed ecco invece i momenti della preparazione del pane di casa, con la maidda, con la fatica delle donne che con tanta passione e amore hanno preparato questi panotti dal gusto unico, dal profumo che non riusciamo a descrivervi. Qui la croce sul pane. È il momento dell'infornata. Al vino rosso lo stiamo facendo questo. Hanno lavorato oggi la carne, non tartufo, io di solito faccio il tartufo, a Los Angeles, ma oggi facciamo la carne. Origano, salmoriglio, olio, limone. Allora, qui ti presento parte della storia di Galati Mamertino. La chef proprietaria dell'antica Filanda, Pina Drago, la mamma, e lei stamattina ci ha aiutato tantissimo. Parlagli della salsa del pomodoro e dei peperoni che ha fatto. Abbiamo visto una salsa squisita. Fatta lei, Ma quindi come è stata preparata questa salsa? È preparata, tagliare i pomodori, messi sopra, girare con la paletta. Si passa con la macchinetta elettrica. Prima una volta la passavamo con la macchina così, a mano, manovella.
Ora c'è la macchinetta, quella elettrica. Elettrica, sì. Una volta era con la manovella. Ma il sapore perché è così buono? Ma perché è fatta semplicemente con il pomodoro, Pomodoro fresco, cotto, fresco, e poi solo col basilico, e quindi ha il sapore del pomodoro. La soddisfazione più grande che avete nel vostro lavoro? Vedere i clienti che escono soddisfatti dal nostro locale. Vuoi un po' di pasta? Signor Cuffaro, piacere di rivederla. Signorino, vuoi un po' di pasta? Come no, già ho la carne e tra poco anche la pasta. Tu mi sembri leggermente democristiano, troppe cose da mangiare hai. Ma cosa si prova in questa giornata? Quando tu sei con la famiglia Drago, non puoi che star bene e vivere elegiacamente la giornata. Grazie. The beautiful day. Ne parlo inglese perché loro sono americani, capito? A volte si sogna chiudendo gli occhi. Qui oggi come stiamo sognando? Chiudiamo gli occhi e sogniamo. Grazie alla Fondazione Cavalier Celestino Drago. Yes. E a Celestino che si scusa non essere qui, ma noi lo supportiamo e siamo qui a rappresentarlo. Che grande piacere condividere con tutti gli amici di Bella Grazie Sicilia. va sempre a loro, perché sono loro il punto proprio E l'atmosfera forte che ci hanno della nostra le scuola. chef anche dell'atmosfera. Davvero Loro sono il motore, sono. un piacere estremo. E noi salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Cosa ne pensate delle immagini che avete visto? No, che era pure imbeccata. Era picca beccata, basta, Sto viva, sto viva. Grazie, buon pranzo a tutti. Grazie a te che sei così affettuoso da immortalare questa bellissima Dobbiamo esserlo, giornata. perché momenti del genere meritano tanto. The beautiful day. Ma non crediamo ai nostri occhi, anche panini preparati davanti ai nostri... I sorrisi più grandi, le sorprese più inaspettate. Com'è stata questa esperienza, questa avventura? Spettacolare, spettacolare, sempre meglio. Prima all'ultimo minuto è stato tutto perfetto, tutto splendido, la prima volta che la faccio, quindi veramente complimenti. Ed oggi gustare questi sapori qui cosa si prova? Buonissimo, è tutto spettacolare, ma poi loro sono calorosi. Sono stata qui anche l'anno scorso, è sempre una bellissima esperienza. E dopo l'antipasto, primo, secondo, tante eccellenze tipiche del territorio, Ma quanto magno? non possono mancare i dolci. Dobbiamo finire con i dolci. Non resta che dare appuntamento al prossimo anno, Al al sesto. sesto Gran Fondo Yes. Gourmet dei Nebrodi. Correte un po', bruciate delle calorie che noi vi faremo divertire. Questi sono cannola, bianche, nere e rossi pure, è bello. Vabbè, bello. Ed il bianco mangiare. Bianco mangiare, antico, quello che facevano le nostre nonne, con la crema, con latte, amido e basta, e cannella che ci mettiamo. Complimenti, grazie e buona degustazione. Ma facciamo un passo indietro, ecco come siamo stati accolti all'arrivo a Galati Mamertino. Dai maccheroni al pane casereccio, all'oregano, alle provole, i semi di finocchietto, rosmarino, le castagne, il noccioleto. La prima tappa sarà all'antica Filanda, nostri compaesani, antica Filanda che è nata e cresciuta a Galati Mamertino. Ci aspetteranno come al solito con le braccia aperte. Da lì andremo, seconda tappa, San Salvatore di Vitalia. Ci aspetta il sindaco con un rinfresco e dopo saremo nella bellissima pineta di Galati Mamertino. E poi un briefing coordinando la giornata attraverso tutti i dettagli che sono stati raccolti dalle interviste di Onda TV che saranno trasmesse nello speciale prossimamente sul canale 75 di Onda TV e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. E poi partiti con questi panorami mozzafiato. Tutti i partecipanti hanno avuto il piacere e l'onore di vivere un contesto davvero da favola, dove la stanchezza, ahimè sì, fosse presente, ma a volte passava in secondo piano per via della bellezza dei luoghi. Qui siamo transitati da Longi per poi fermarci ad ammirare questo spettacolare panorama sulla vallata di Longi, aspettando l'arrivo dei ciclisti.
Buongiorno, bella Sicilia. Buongiorno. Ciao. Ciao. E non resta che dare un ultimo sguardo al panorama e continuare il nostro viaggio verso la prima tappa. Benvenuti all'atmosfera. Siamo all'atmosfera, ospitalità. Questi alcuni dei sapori che abbiamo avuto l'onore di gustare. Pensate ai ciclisti, le due grigliate. Sua Maestà, il suino nero dei Nebrodi. La mortadella di suino nero. È meravigliosa! Beautiful event. Bellissimo evento che ci condurrà tra poco a San Salvatore di Fitalia. E noi destinazione San Salvatore di Fitalia, quindi sempre dritto. Sempre bella Sicilia. Sempre. Ed ora la parte più dura, la salita. E noi percorreremo la strada vecchia per raggiungere San Salvatore di Fitalia, immersa nel verde. Bella Sicilia, un grazie a Giacomino e a Marra per la giornata di oggi. Eccoci arrivati al santuario di San Calogero. Sulla bici non si inventa niente, bisogna lavorare e cercare di allenarsi per avere una buona resa. Fatica. Noi purtroppo vogliamo fare tante cose e nell'insieme pecchiamo sempre in qualcosa. Nulla si ottiene senza sacrificio, senza coraggio. Bravo. Complimenti per questi valori, grazie. Grazie a voi. Bellissima, ma un poco faticosa, molto faticosa. Il momento più duro sarà resistere alla roba da mangiare che ci presenteranno. Galatini, infatti. A fondo gourmet San Salvatore di Fitalia, siamo onorati. E dopo la benedizione del parroco, i partecipanti hanno fatto ingresso in chiesa. Ed ora fotoricordo, piccolo rinfresco e si parte alla volta di Galati Mamertino. E ci si rinfocilla, ci si rinfresca con frutta, prosecco e granito. E dopo questa boccata di energia, tutti in sella alle proprie bici, destinazione Galati Mamertino. Sorridi. Fischietta. Ben arrivati. Grazie. Siamo a Rafa, in piscina, da Mamè. Abbiamo il signor Barbera. Questo è il territorio più bello e più da scoprire della nostra Sicilia, e poi stare in mezzo agli amici con le cose buone a tavola forse è il momento più bello della vita. Incontrarci, come ha detto Barbera, con gli amici, degustare delle pietanze siciliane. Oggi abbiamo l'olio, il pane cunzato. Siamo ben lieti di ospitare la manifestazione, come abbiamo già detto prima, ma anche un'azienda così importante come il dottor Barbera che ci fa degustare questi oli speciali. Parafrasando dei sapori, tutti gli ingredienti ci sono per una giornata meravigliosa. Esatto, l'amicizia, condivisione di una passione del territorio, dei cibi pregiati, dell'olio speciale. Abbiamo unito passione, cibo e comunque anche industria, e vogliamo dare lustro alla Sicilia un po' in tutto il mondo. Un olio speciale che dà lustro alla Sicilia. Sì, questo è l'IGP Sicilia, è un olio proprio certificato che viene prodotto con olive coltivate nella Sicilia centro-occidentale e che ha vinto un sacco di premi. E poi non dimentichiamoci che l'olio è un simbolo di pace. E dopo la tappa al Mamè Rafa Club ci siamo diretti, come avete ben visto ad inizio video, nella pineta. E là abbiamo gustato tutte le eccellenze possibili e immaginabili, tutto frutto di una passione come elemento principale, e poi di un grande amore verso il territorio e soprattutto di una grande anche
solidarietà, altruismo, lo spirito di voler dare agli altri, ed è tutto racchiuso nei principi e nei valori della famiglia Drago, che hanno regalato oggi una giornata, quella del quinto Gran Fondo Gourmet dei Nebrodi, che difficilmente sarà dimenticata da tutti i partecipanti che hanno avuto l'onore, il piacere e, anche se un po' di fatica, la grande gioia di vivere una giornata del genere. Dalla pagina di Bella Sicilia, da Onda TV, un caro saluto, grazie per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del contenuto, appuntamento ai prossimi video sulle nostre pagine.